Bimbo di 6 anni scomparso in mare a Cavallino Treporti, ore di ricerche, poi la fine delle speranze. Lumini, una maglietta sugli scogli a pochi passi dalla tragedia. La mamma del bimbo rientrata a Roncade, il vicino di casa racconta: mi ha detto dai un bacio a tua figlia. La ricostruzione della tragedia, il piccolo sfuggito e il controllo della donna, minuti fatali per Carlo. La Procura di Venezia valuta se aprire un'indagine e disporre un'autopsia. A Cavallino stop a eventi e supporto psicologico alla famiglia. A Roncade il lutto cittadino il giorno dei funerali. Perde il controllo della sua moto per superare l'amico in Vespa. Il 20enne di San Vendemiano Mattia Saccone si schianta su un muretto. La tragedia nella notte, il cordoglio della scuola. La Procura di Treviso apre un'inchiesta sul tentato suicidio del 17enne nel carcere minorile di Treviso a poche ore dall'arresto. Giro di vite a Montebelluna nei confronti di un gruppo di ragazzini che compiono pericolose evoluzioni in bicicletta rischiando di provocare incidenti. Il sindaco assieme ai carabinieri ha convocato i genitori. Con la vendemmia 2025 anche nella Marca l'iniziativa delle brigate del lavoro della FLAI CG alle squadre di dirigenti e funzionari tra i campi per informare i lavoratori su rischi del caporalato e sfruttamento. A 2 mesi dalla frana di Cancia a Borca di Cadore l'emergenza non è finita. Il racconto di una residente alle prese con la colata di rocce e detriti ancora presente a ridosso della sua abitazione. Buonasera, bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano che si apre con il ritrovamento e la speranza che si è spenta nella notte quando è stato appunto ritrovato il corpo del piccolo Carlo Panizzo, 6 anni, scomparso ieri pomeriggio nelle acque di Cavallino. Dana è una persona straordinaria. Quello che è successo, secondo me, lei ancora non si rende conto, purtroppo. Tanto è vero che io sono appena diventato papà e mi ha detto dai un bacino alla tua bambina, dunque è una persona straordinaria. Mamma Dana Calarus è rientrata a casa a Roncade in mattinata dopo un pomeriggio e una nottata di attesa, angoscia e infine lo strazio più profondo, quello per la perdita del figlioletto Carlo Panizzo, 6 anni, con cui era andata a trascorrere una giornata di svago in spiaggia a Capasquali al Cavallino. La mamma in riva, il bambino che giocava vicino agli scogli, improvvisamente la donna non l'ha visto più. Le grida, i bagnanti che si sono tuffati, la catena umana, la macchina dei soccorsi. Il corpo del piccolo scomparso in mare è stato rinvenuto sul fondale poco prima delle 3 del mattino. La mamma, una 49enne di origini polacche, dipendente dell'azienda di ristorazione Ottavian, è stata ospitata nel vicino camping e affiancata da una psicologa. Infine il ritorno a casa. Sulla recinzione ancora i fiocchi rosa per la recente nascita della bimba del vicino, Carla, anche lei. Lei mi ha abbracciato e mi ha detto solo dai un bacino alla Carla. Io ho detto guarda Dana, per qualsiasi cosa siamo qua. E dopo è scappata di sopra. Lei è molto scossa, molto scossa. Un via vai di familiari e amici come quelli che le hanno riportato indietro la macchina dal Cavallino. Finestre e porte chiuse anche a casa del papà di Carlo, Fabio Panizzo, titolare della birreria Kaputziner Hof di Colli Umberto e del pub Bark di Barcon di Vedelago, ma in passato anche socio della pizzeria Piola di Treviso. La coppia ha un altro figlio di pochi anni, più grande del fratellino, per la cui morte ora la Procura della Repubblica di Venezia dovrà decidere se aprire un fascicolo. Il caso è in mano al sostituto procuratore Federica Baccaglini, che attende la documentazione delle indagini svolte dalla Capitaneria di Porto. A quel punto deciderà se procedere con l'inchiesta e disporre eventualmente l'autopsia sul corpo del piccolo, inchiesta in cui rischierebbe a quel punto di venire iscritta nel registro degli indagati anche la mamma del bambino. Siamo tornati lì dove è avvenuta la tragedia. Alle 2:45 il corpo del piccolo Carlo Panizzo viene individuato e adagiato sul fondale vicino ai frangiflutti ad una profondità di 2 metri. Il rinvenimento reso possibile dalla strumentazione sonar in dotazione ai sommozzatori del 115. Ogni speranza si infrange contro la drammatica realtà. Sulla spiaggia cala un silenzio surreale. Le lacrime prendono il posto ai momenti allegri e spensierati. I bagnanti arrivano lungo questa barriera di scogli dove qualcuno lascia un gioco, una maglia, un pensiero, delle candele. Piange questo turista, ci dice che ha 2 figli e che viene in questa località da anni. 2 boys. Sorry.
Sorry. Lui, assieme a tanti altri bagnanti, si è tuffato alla ricerca del piccolo. Una tragedia iniziata intorno alle 16. Carlo era in acqua, stava giocando, poi in un attimo non è tornato in superficie. Momenti drammatici a cui hanno assistito numerosi turisti. La mamma era sulla riva, lei... Sì, era sulla riva la mamma, è successo in un attimo, ecco. Quando abbiamo visto sbrazzare sono andati tutti, il soccorso è stato immediato, ecco, quello sì. Da locali si sono precipitati in acqua anche degli avventori. Un gruppo di ragazzi è corso fuori e si è tuffato. Poi la catena umana dei bagnanti nel mare insieme per cercare Carlo. Ce lo racconta il bagnino che ha chiesto aiuto anche ai turisti. Io ho sollecitato in più lingue ai clienti di tenerci per mano, cominciando io per primo, e siamo andati più avanti fino dove possibile, chiedendo ai bambini di non farlo perché l'acqua era comunque mossa, molto agitata. La gente ha risposto subito. All'istante, e dopo, nonostante io fossi andato a fare comunque a sostenere altri aspetti, diciamo, del soccorso, hanno continuato a farlo in maniera autonoma. In quel momento nella zona c'era bandiera rossa. C'era bandiera rossa perché era appena calato il vento di Bora, il vento da nord e da nord-est, e il vento stava calmandosi, ma la corrente era comunque molto forte e c'era risacca perché stava calando la marea, quindi c'era molta onda vicino agli scogli e molta risacca, quindi molto risucchio che continuava a portare le persone, o comunque in questo caso anche il sottoscritto o gli altri cercando il bambino verso il largo. Cosa può essere accaduto al bambino? Sappiamo che faceva dei tuffi. No, io so che il bambino era arrivato da poco in spiaggia e so che poi non era più sotto la sorveglianza della madre per cause che non sta a me definire. Su quella spiaggia a Cavallino Tre Porti è calato il silenzio di una tragedia impossibile anche da accettare. Sospese le attività nei camping in segno di lutto e supporto psicologico alla famiglia. Dopo l'allarme lanciato dalla mamma si è attivata la macchina dei soccorsi. In pochi minuti la spiaggia a Cap Ballarin è stata raggiunta dalla Guardia Costiera, sommozzatori dei Vigili del Fuoco e 3 elicotteri che dal cielo controllavano il mare. Attivato subito dal prefetto un tavolo di crisi per la gestione dell'emergenza. Le ricerche si sono sviluppate sia lato mare, dove appunto poi è stato ritrovato il piccolo, sia lato terra, quindi le ricerche sono state sviluppate dai carabinieri, dalla polizia locale anche su tutto l'arenile e le strutture ricettive interne nella speranza di poterlo trovare. Non solo, ma lungo l'arenile sono stati distribuiti dei volantini con la foto del piccolo nella disperata speranza di poterlo ritrovare, una speranza che si è spenta le prime ore del mattino. La tragedia tra il villaggio San Paolo e il camping Vela Blu nel tratto di spiaggia libera. Ore di apprensione vissute anche in comune con il sindaco Roberta Nesto e l'assessore al turismo. Noi per parte nostra alla famiglia abbiamo dato tutto il sostegno come amministrazione che potevamo dare attraverso un supporto psicologico e attraverso un alloggio nella vicina struttura ricettiva, e siamo molto vicini come amministrazione comunale tutta al cordoglio della famiglia. Nel camping della zona i turisti, dopo la notizia del ritrovamento del piccolo Carlo, si sono chiusi in un silenzio colmo di dolore. Noi come mondo dei campeggi, dei villaggi di Cavallino Tre Porti siamo assolutamente vicini alla famiglia. Oggi le strutture, quelle proprio vicino all'area interessata, hanno sospeso tutte le attività musicali, di intrattenimento lungo l'arenile, proprio in segno di rispetto nei confronti della famiglia e del bambino. Lungo la strada troviamo un ragazzo, Tommaso, che conosce la famiglia del piccolo, ci racconta di Carlo. Fantastico, era veramente un amore di persona. Sapere che in questo momento non c'è più è una grande mancanza per tutti quanti, penso. Il dolore è grande, ci dice, e non ci sono parole per descriverlo. Lutto cittadino a Roncade, dove viveva con la famiglia il piccolo Carlo nel giorno dei suoi funerali. Devo confrontarmi anche con la Giunta, credo proprio di sì, di istituire, di proclamare la giornata di lutto cittadino il giorno dei funerali. È il minimo che possiamo fare, perché veramente questa è stata una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità. L'amministrazione comunale di Roncade proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali del piccolo Carlo Panizzo, annegato a Cavallino Tre Porti. La comunità dove vivono mamma e papà del bimbo ha sperato fino all'ultimo che Carlo si fosse smarrito in spiaggia, che le
l'epilogo potesse essere diverso. Io da papà, da genitore, posso solo immaginare quanto straziante sia per i genitori la perdita di un figlio. La perdita del piccolo Carlo ha colpito profondamente la comunità scolastica. Il bambino, che aveva compiuto 6 anni venerdì, aveva concluso l'esperienza alla scuola d'infanzia di San Cipriano e tra un mese avrebbe cominciato la prima elementare. L'Istituto Comprensivo, a firma della dirigente Carla Abazzola, ha diffuso una nota di cordoglio e un ricordo del piccolo. Dirigente e maestre si sono sentite al telefono condividendo il loro dolore. Un bambino solare, ma un bambino particolare perché mi raccontava la maestra che era sempre disposto ad aiutare gli altri. È stato un duro colpo per tutti e naturalmente ci siamo attivati anche per dare un supporto, anche un aiuto psicologico anche alle famiglie. Molti genitori giustamente ovviamente non sanno neanche come affrontare questi argomenti riguardanti già la morte in sé, ma una morte in questo caso molto tragica e quindi hanno bisogno delle parole giuste, no? Da dire e da far comprendere ai loro figli. La dirigente conta nei prossimi giorni di riunire online genitori e capire insieme come elaborare questo lutto e farlo elaborare ai compagni di Carlo. Al ritorno in classe il lavoro verrà esteso ai piccoli alunni. Le amiche di mamma Dana hanno avviato una raccolta fondi per sostenerla anche dal punto di vista economico in questo durissimo momento. Per la comunità di Roncade un nuovo pesante lutto. Voglio fare le condoglianze a questa famiglia che conoscevo la piccolina. Mi dispiace moltissimo. Sì, non ci sono parole. Non ci sono parole. Sono momenti che fanno riflettere, decisamente. Tra l'altro la mamma è una collega di lavoro di mia sorella, per cui siamo vicini in tutto quello che si può fare, anche se non ci sono parole. Se serve noi ci siamo, non c'è bisogno di dire niente, si viene con uno sguardo, si capisce e ci si dà una vicinanza per qualsiasi cosa possa essere. Magari, se possibile, stasera facciamo una candelina tutti insieme sul poggiolo di casa, che male non fa, perché comunque è un pensiero che vola al cielo questo angelo. Resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Padova il bambino di 5 anni estratto dall'auto della madre caduta domenica nel fiume Sila a Jesolo. Le condizioni del piccolo sono ancora gravissime, è rimasto sott'acqua per circa 20 minuti solo quando i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il fondale e estrarlo dall'abitacolo. Rianimato dai sanitari, il bambino è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Padova, la prognosi resta riservata. Domenica è uscito di casa, non ha più fatto ritorno. Si cerca il 64enne Valerio Baldisser, di Altivole, alto 1,75 m, di corporatura robusta, carnagione chiara, calvo, occhi celesti. Si è allontanato dalla propria abitazione a bordo del ciclomotore Peugeot di colore grigio con targa X4PNG8. È stato registrato sul passaggio dai sistemi di rilevazione in uso dal comune di Asolo. Al momento dell'allontanamento indossava pantalone della tuta nero con strisce bianche, camicia maniche lunghe di colore grigio chiaro e scarpe da ginnastica nere. Chiunque l'ha visto ovviamente è pregato di chiamare il 112. Andiamo a San Vendemmiano per l'ennesima tragedia sulle strade della Marca. I segni dell'impatto violentissimo sono ancora incisi sui muretti e sull'asfalto di via Manin, San Vendemmiano. Doveva essere una serata insieme agli amici, un giro in moto prima della partenza per Edimburgo, che sarebbe dovuta avvenire proprio in queste ore per frequentare un corso d'inglese. La vita di Mattia Saccon si è spezzata così, sul ciglio di una via a qualche centinaio di metri da dove abitava con il papà. Ero in camera, ho sentito urlare aiuto, aiuto, sono uscito e c'era un ragazzo disteso per terra lì, più o meno. Praticamente c'era una Vespa dietro di lui e lui con la moto, e quello della Vespa, scusa, era davanti a lui. Ha sentito che arrivava la moto, si è spostato sulla destra pensando che passasse a sinistra la moto, invece è passata a destra. Si sono toccati, lui è scivolato là dove vedete i segni là per terra, è andato a sbattere addosso al muretto lì, c'è il segno del casco, e poi è volato giù fino a qua via. Quando sono venuto fuori gridava aiuto, aiuto. È arrivata subito un'operatrice sanitaria appunto che sta lì e gli ha chiesto il nome, ha spiaccicato 2 parole ma dopo ha cominciato a rantolare subito, in pratica quando è arrivata l'ambulanza era già morto.
era già in arresto cardiaco. L'incidente è quando era circa l'1 di notte, mentre stava rincasando. I sanitari del SUEM 118, una volta arrivati, hanno tentato per un'ora di rianimarlo. Prima del loro arrivo, insieme ai tanti vicini che sono accorsi, anche un'infermiera che ha praticato il massaggio cardiaco al ragazzo fino all'arrivo dell'ambulanza. Disperati i tentativi di salvarlo. Poi è arrivata la macchina medica, è arrivato l'elicottero, ma non c'era più niente da fare. L'indomani dalla tragedia di prima mattina il patrigno del ragazzo si è recato sul luogo per pulire la macchia di sangue lasciata dal giovane affinché all'arrivo della madre in Spagna con la sorella del ventenne non la vedesse. Mattia Saccon, figlio del proprietario della famosa maglieria, era un appassionato di motori. Dopo il diploma al Planck di Treviso era riuscito ad entrare all'ITS di Faenza e svolgere un tirocinio nelle scuderie della Formula 1. Un ragazzo intelligente e intuitivo, lo ricordano gli insegnanti della scuola superiore dove ha studiato e dove amava tornare per raccontare ai professori la strada che stava percorrendo. Stava inseguendo tenacemente il suo sogno, Mattia, un sogno infranto a pochi metri sulla via di casa. La Procura di Treviso apre un'inchiesta sul tentato suicidio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì all'interno del carcere minorile di Santa Buona. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo d'inchiesta sul tentativo di suicidio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì all'interno del carcere minorile di Treviso. Il 17enne di origini tunisine aveva provato a impiccarsi con un paio di jeans. Tempestivo l'intervento degli agenti della polizia penitenziaria che ha allertato il medico della vicina casa circondariale che ha proseguito le manovre di rianimazione già avviate dai 2 poliziotti. Sono stati loro a trovare il ragazzo. Attualmente ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni restano gravissime. Trasferito al carcere di Santa Bona su disposizione della procura minorile, il 17enne ha a suo carico una sfilza di denunce per i reati più svariati: rapina, tentata rapina aggravata, danneggiamento, resistenza e violenza pubblico ufficiale, lesioni personali, oltraggio e atti osceni. Sabato era stato arrestato in flagranza dalla polizia di Vicenza dopo aver letteralmente seminato il panico in città. Rapine tentate, messe a segno in poche ore, il tuffo nel fiume Retrone per sfuggire agli agenti. Infine si era barricato in un palazzo cercando di tenere lontani i poliziotti, svuotando contro di loro un estintore e lanciando frammenti di vetro. L'inchiesta della magistratura trevigiana è un atto dovuto e dovrà ora chiarire eventuali responsabilità o omissioni su quanto accaduto all'interno del carcere minorile. Siamo a Montebelluna, ragazzini un po' sopra le righe, carabinieri e sindaco convocano i genitori. Manovre pericolose tra le auto, impennate, corse contromano, giro di vite a Montebelluna nei confronti di giovani che si comportano scorrettamente in sella alle biciclette, mettendo a rischio la propria ed altrui incolumità. Da tempo il fenomeno è sotto la lente delle autorità. L'ultimo episodio l'altra sera, quando 3 minorenni, già noti per le loro scorribande, sono stati fermati dai carabinieri in centro storico. I loro genitori verranno convocati dal sindaco Adalberto Bordin, che assieme ai militari dell'Arma incontrerà i ragazzini con mamme e papà, perché, afferma il primo cittadino, questi comportamenti sono inaccettabili in quanto pericolosi. Non è tollerabile giustificarli con la mancanza di spazi per fare acrobazie in bici. L'amministrazione comunale ha come cardine quello di creare servizi per tutti, ma ciò, continua Bordin, non può prescindere dal rispetto delle regole, soprattutto quando riguardano il codice della strada. Quest'ultimo non è un episodio isolato. Nei mesi scorsi 20 minorenni erano stati identificati dalla polizia locale per impennate e manovre spericolate in bicicletta, con conseguenti sanzioni ai genitori. Siamo alla pubblicità, tra poco. Tornati in diretta dopo il piccolo break pubblicitario, parliamo di vendemmie, parliamo quindi di lavoro, perché con l'avvio della vendemmia del 2025 nelle prossime settimane partirà sul territorio trevigiano l'iniziativa delle brigate del lavoro della FLAI CGIL di Treviso, come già fatto a luglio sul territorio rodigino e l'anno scorso in quello veronese. Squadre di funzionari e delegati batteranno la marca al fine di intercettare quanti più lavoratrici e lavoratori stagionali possibili coinvolti nella vendemmia. Rappresenta, spiegano dalla FLAI CGIL, un modo per portare il sindacato direttamente nei campi e nei luoghi di lavoro che consente un presidio sul territorio in grado di intercettare eventuali fenomeni di irregolarità, illegalità che come la piaga del caporalato.
È un agosto di cantieri invece in centro città, lavori in centro sia nei quartieri. Dal 25 agosto invece partiranno le asfaltature in via Santa Buonanuova. L'agosto di cantieri è giusto perché se non lavoriamo nel mese di agosto, che è il mese dove c'è meno problema, non ci sono le scuole, c'è meno problema di traffico, eccetera, è il mese ideale. Scuole chiuse, molti residenti in vacanza, meno traffico in città, il momento ideale per gli interventi sulla viabilità. E sono davvero molti i cantieri aperti anche in questo caldo agosto a Treviso. Oltre a quelli in corso da qualche settimana sul PUT, continuano i lavori nell'area della stazione ferroviaria che nelle prossime settimane andranno ad interessare la zona davanti alla biglietteria della MOM. Dopo Ferragosto partirà un nuovo stralcio di lavori sulle mura, quello che prevede la riqualificazione della cinta all'altezza di Varco Carlo Alberto. Poi ci sono quelli nei quartieri, ultimati quelli a San Giuseppe davanti all'aeroporto, cantieri aperti a Santa Maria del Rovere e Santa Bona. Insomma, un agosto davvero caldo e non solo per le elevate temperature, ma che annuncia un autunno altrettanto impegnativo per ultimare i cantieri del PNRR. Abbiamo messo a dura prova la città proprio per una combinazione anche di... a un certo punto ho contato 54 cantieri principali e sono tanti, però devo dire che la maggior parte sono legati al finanziamento PNRR e quindi per loro natura sono partiti tutti allo stesso momento e stanno finendo più o meno allo stesso momento, quindi fine anno verso marzo. Siamo al Cafoncello, disagio per rami e spine che occupano gli stalli, grande disagio degli automobilisti. Il problema è che ci sono i rovi che invadono abbondantemente nei parcheggi. È lo sfogo di un cittadino ai nostri microfoni, un parcheggio che sembra più una selva. Davanti all'ospedale Cafoncello, lunghi rovi si sono impadroniti delle aree di sosta. I rami sporgono fino a occupare lo spazio delle auto, con il rischio di graffi e danni alla carrozzeria. Sono anni che c'è questa situazione e ci sarà bene qualcuno addetto a fare la manutenzione, che però non viene fatta. Questo nonostante le segnalazioni allo stesso ospedale. Mi hanno detto che non è di loro competenza e che è del comune di Treviso. Intanto sono stati contattati vigili, polizia locale e Contarina, invano. E così i cittadini hanno continuato a parcheggiare in mezzo a rovi e lamentele. Le dico, guardare per credere. Dal comune in queste ore la spiegazione dell'assessore all'ambiente Alessandro Manera. I rovi non appartengono né all'ospedale né al comune, ma a un privato. Così verrà affidato alla polizia locale il compito di intervenire. Arriva invece un buono di 110 euro per gli studenti delle scuole medie di Villorba, ne beneficeranno oltre 200 famiglie residenti nel comune con un ISEE fino a 40.000 euro. Il comune ha stanziato un primo fondo di 23.000 euro per contribuire alle spese di libri di testo, trasporti e altro materiale scolastico, confermando il suo impegno nel sostenere i nuclei familiari e promuovere il diritto allo studio. Siamo ora alle notizie dal Bellunese. La Gordino piange la morte del dottor Renato Bulf, 49 anni, stimato medico del pronto soccorso dell'ospedale di Agordo. Il dottor Bulf è morto in seguito a un malore che l'ha colpito circa una settimana fa e per cui le cure era ricoverato al Cafoncello di Treviso. Legato al territorio, era conosciuto e apprezzato per la sua dedizione alla professione e alla vicinanza ai pazienti. Cordoglio da tutto l'ULSS Dolomiti che lo ricorda per la sua umanità e lo spirito di servizio. I funerali saranno celebrati giovedì alle 15 nella chiesa arcidiaconale di Agordo. Cancia, 2 mesi dopo la frana che ha invaso il paese, siamo tornati lì e vediamo com'è la situazione. Basta guardare le immagini, ho bisogno di aiuto e le istituzioni devono ascoltarmi, devono darmi una mano, perché sono veramente in una situazione, non dico drammatica, perché tanti residenti sono stati peggio di me, però anch'io voglio la mia parte di attenzione. Cancia, agosto, sole, traffico vacanziero sulla 51 di Alemagna. Il borgo di Borca di Cadore, a guardarlo oggi, sembra difficile immaginarlo la sera maledetta del 15 giugno scorso, quando una colata di oltre 100.000 metri cubi di pietra e fango è piombata giù dall'Antelao.
ma basta deviare di pochi metri per trovare un frammento di quella notte. Davanti a questa casa dell'Ottocento dei Trisavoli della signora Scaglia, il prato non c'è più. Al suo posto una colata grigia di ghiaia e melma, indurita dal sole e dalla pioggia, cumuli che arrivano a ridosso della staccionata e in alcuni punti sfiorano i gradini d'ingresso. Il giardino non c'è più. Distrutto completamente, purtroppo. Però oltre a quel problema del lato privato, io sono in apprensione anche per il fatto che con le piogge ho notato fin dal 12 di luglio, infatti ho attenzionato anche i vigili del fuoco, si dilava tutta questa ghiaia e va a finire sulla statale, quindi imbrattandola, con pericolo per chi transita sulla strada. Il sindaco Bortolo Sala, contattato, ha spiegato che dopo l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile, la ditta incaricata dal comune non ha potuto operare perché la signora Scaglia, che vive a Trieste, voleva essere presente alla rimozione del materiale posto in un'area di pregio. Ad ogni buon conto, laddove la sera del 15 giugno c'era un cancello, ora c'è un argine oramai assottigliato che dovrebbe contenere il dilavamento. Quello doveva essere un'emergenza, fatto per emergenza, con l'aspettativa di risolvere il problema. È stata fatta anche una raccomandata all'ANAS di Belluno, che prontamente hanno informato e sollecitato le istituzioni a fare un qualcosa, e faremo sempre il solito verbo e mai date certe. Poco oltre un cumulo di sassi che la signora Scaglia ironicamente chiama il suo piccolo antelao, mentre sopra svettano imponenti 2 abeti che hanno 60 anni, dalle radici importanti che bisogna preservare per non compromettere la stabilità delle piante. Il resto del paese in gran parte ha rimosso le tracce della frana. Qui invece il tempo sembra essersi fermato e il problema non è solo estetico. Fuori, lungo la ciclabile frequentatissima dai ciclisti, la situazione è vivace. Dentro il giardino il silenzio e il peso di 2 mesi di attesa di chi aspetta che la montagna venga portata via, almeno da casa propria. Questo era il terzo vascone di Cancia, secondo me, con migliaia di metri cubi, non so quante erano, però quando si comincia bisogna anche finire il lavoro e non lasciarlo a metà. È fiduciosa? No comment. Ripercorriamo dunque quei momenti. È la notte tra il 15 e il 16 giugno quando una colata di fango e detriti travolge la frazione di Cancia nel comune di Borca di Cadore, causando l'isolamento temporaneo del paese e la chiusura della statale di Alemagna. Il tantan della notizia rimbalza nei social, i video artigianali ma fondamentali per comprendere l'entità del disastro rimbalzano, un'apocalisse. Ma è il giorno seguente che il paesaggio lunare dà il benvenuto alla nostra troupe. I colleghi Cristian Arboit e Stefano Bozzi, tra i primi ad arrivare per documentare quanto accaduto, lavorano tutto il giorno immersi letteralmente nel fango. Superare i cumuli di materiale a volte è impossibile. L'Antelao ha riversato a valle un volume stimato provvisoriamente in 100.000 metri cubi di materiale, oltre un terzo del quale ha sommerso le case. Non ci sono vittime né feriti ed è già un miracolo. A innescare la frana un vero e proprio nubifragio che ha causato il fiume di fango, sassi e detriti. Erano quasi le 11:30, in poche parole proprio il rumore della frana venire giù. Noi abitiamo qua al piano terra e ci siamo affacciati e purtroppo abbiamo visto tutto questo che vedete e siamo scappati fortunatamente al piano di sopra. La casa non ha danni, per fortuna noi non abbiamo avuto acqua in casa, ha girato solo intorno, però sì, è stato un bel trauma, un bello spavento. Le voci del giorno dopo, quando il paese intero si è contato e chi ha potuto si è subito dato da fare per iniziare a rimuovere il materiale insidiosissimo prima che il sole lo solidifichi, una corsa contro il tempo. Nella zona arrivano i volontari della protezione civile, la macchina dei soccorsi viene mobilitata immediatamente, viene dichiarato lo stato di emergenza regionale per concludere le prime operazioni, procedere alla ricognizione dettagliata dei danni e pianificare gli interventi necessari a mettere in sicurezza il territorio. A monte gravemente danneggiate le briglie di contenimento a pettine, opera progettata dalla provincia di tecnologia giapponese, ma il sistema di allarme automatico realizzato proprio per avvisare la popolazione quella sera non funziona per una interruzione alla linea elettrica ed è il sindaco Bortolo Sala ad attivarlo manualmente, ma è già troppo tardi. I danni sono ingentissimi, 500.000 euro solo a carico del comune di Borca di Cadore, 2 milioni
l'importo stanziato dalla provincia per gli interventi di urgenza, tra cui lo svuotamento delle vasche di contenimento e la bonifica del torrente Boite. 12 invece i milioni messi nero su bianco da Palazzo Piloni, che ha avanzato la richiesta di un finanziamento straordinario alla Regione Veneto e alla Protezione Civile Nazionale. E con questo si chiude il TG di Treviso. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Le previsioni del tempo come sempre dopo la sigla. A tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.